Da 20 giorni non si hanno più notizie di Luca Tacchetto, 30 anni, padovano, diretto in Centrafrica. Di lui si sono perse le tracce in Burkina Faso. Luca è il figlio dell'ex sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto. Il decreto sicurezza e la rivolta dei sindaci. Oggi il governatore Luca Zaia, antidemocratico è chi non applica la legge. Tragedia nel Veronese, un ultraleggero urta un cavo dell'alta tensione e precipita in un'area dello scalo merci della stazione ferroviaria di Somma Campagna. Muore il pilota di 71 anni residente a Sona. 3 ragazzi ustionati, il bilancio di un incendio avvenuto nel pomeriggio a Conco, comune dell'altopiano di Asiago. Ieri sera nel Bellunese una famiglia si salva dall'incendio che ha distrutto una casa vacanze e un tabià. Blitz di 4 uomini armati alla Coop di Cornuda, l'assalto ieri sera attorno alle 19:30, caccia ai banditi fuggiti con un bottino di circa 9.000 euro. Un lungo applauso ha salutato questa mattina Marian Bratu, l'operaio rumeno di 44 anni morto nel terribile incidente alle Acciaierie Venete. Fiori e carezze alla bara della seconda vittima di quel tragico 13 maggio. Il 2018 è stato un anno impegnativo per le maree, non solo per il numero di eventi registrato, primo fra tutti il picco record di fine ottobre a Venezia, quando il maltempo flagellò pesantemente la nostra regione. E buonasera a tutti voi dalla redazione del Veneto, dei telegiornali di Antenna 3. L'avete sentito dai nostri titoli, c'è apprensione per le sorti di un giovane architetto padovano di Vigonza, Luca Tacchetto, a 30 anni. Il professionista era diretto in auto in Togo, Centro Africa, per costruire un centro di cure per disabili. Di Tacchetto e di un'amica che viaggiava con lui si sono perse le tracce in Burkina Faso. Luca è il figlio dell'ex sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto, la cui famiglia vive ore di angoscia. Vediamo. No, non ci sono novità e noi abbiamo naturalmente anche contattato tanta gente che conosciamo, operatori sociali, organizzazioni, eccetera, che ci stanno dando una mano per vedere, che operano in Burkina e che parlano in burkinese o in francese, però non ci sono notizie. 30 anni, architetto, primo dei 4 figli di Nunzio Tacchetto, ex sindaco di Vigonza. Luca Tacchetto era partito il 20 novembre in auto per il Togo. Avrebbe potuto andarci in aereo, ma ha detto ai suoi di voler vedere l'Africa da vicino. Superata Gibilterra, Marocco, Mauritania, Sahara occidentale, Mali, Burkina. Qui doveva fare le pratiche per il visto per il Togo, ma dal 15 dicembre di lui e di Edith, sua compagna di viaggio, conosciuta 2 anni fa, quando lavorò in Canada, non ci sono più notizie. Luca Tacchetto, architetto e viaggiatore per lavoro, per curiosità e per generosità. Ho conosciuto delle persone che hanno questo progetto lì in Togo e si è entusiasticamente messo a disposizione per i mesi di gennaio e febbraio. I suoi familiari sperano che tutto questo sia un brutto sogno e che se lo troveranno davanti all'improvviso. L'attesa si logora. A dare l'allarme della scomparsa di 2 giovani, la coppia di amici che avevano conosciuto durante il viaggio li attendevano per una cena la sera del 15 dicembre. Coppia di amici francesi che li attendeva a cena la sera del 15 dicembre a dare l'allarme. Luca ed Edith non si sono presentati nonostante l'appuntamento stabilito con i due, conosciuti alla frontiera tra Mauritania e Mali durante il lungo viaggio tra Francia e Spagna per arrivare in Marocco e avanti sino al Burkina Faso. Dell'architetto padovano in compagnia dell'amica canadese si sono perse le tracce da quel giorno, quando la loro auto, questa Megane Scenic con la quale erano partiti da Vigonza, li doveva portare a casa dei conoscenti francesi. Da più di 20 giorni nessuna novità a casa dell'ex sindaco, padre di Luca, Nunzio Tacchetto, solo i contatti continui e stretti con la Farnesina nell'angosciosa speranza di avere indizi. Qualche informazione dall'ambasciata italiana in Costa d'Avorio perché il Burkina Faso non ha una struttura simile. Ma è ancora silenzio, solo oggi si è appreso della loro scomparsa. Eccoli i volti sorridenti a documentare i tanti incontri lungo il viaggio di Luca ed Edith, partiti il 20 novembre, giorno dopo il compleanno di Luca, per un progetto di volontariato. Il trentenne voleva infatti raggiungere il Togo, dove aveva promesso il proprio aiuto a un amico californiano per la realizzazione di un villaggio per i disagiati.
È morto il pilota che era alla guida di un ultraleggero caduto nel pomeriggio in uno spazio aperto dello scalo merci della stazione ferroviaria di Somma Campagna. La vittima aveva 71 anni ed era residente a Sona, in provincia di Verona. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver urtato un cavo dell'alta tensione. L'ultraleggero era partito da una pista della zona. Sul posto per i rilievi l'Arma di Villafranca. Voltiamo pagina sulla rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza di Salvini. Interviene con un duro commento il governatore Luca Zaia. Democrazia è rispettare le leggi dello Stato, tuona contro i primi cittadini ribelli. Le norme si possono impugnare, ma chi si rifiuta di applicarle si mette nell'illegalità. Che qualcuno possa avere opinioni diverse ci può anche stare, no? Siamo in democrazia, c'è la libertà di pensiero in questo Paese, ma che poi l'obiezione di coscienza arrivi al punto tale di non applicare le leggi, dico che questo è grave, è gravissimo. Dura la reazione del presidente veneto Luca Zaia nei confronti dei sindaci che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro intenzione di non applicare il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il governatore rovescia l'accusa di mancato rispetto della democrazia che i primi cittadini muovono al leader leghista. La democrazia, ricorda, si esprime con le leggi e le procedure parlamentari, non annunciando atti illegali. Si invoca tanto il popolo, si fa tanto riferimento alla democrazia quando il popolo sceglie qualcuno a rappresentarlo e questo qualcuno fa un decreto e lo approva seguendo le procedure di legge, poi chi invocava il popolo dice che il popolo di fatto non conta più niente. Disapplicare una legge che non piace equivale a violarla con tutte le conseguenti responsabilità, ammoniscono intanto da Palazzo Chigi. Non conosco nel dettaglio le conseguenze giuridiche previste in caso di mancata applicazione del decreto da parte dei sindaci, chiosa Zaia, ma come presidente di regione ho ben chiaro cosa accadrebbe a me se mi comportassi allo stesso modo. Io non sono un esperto, ma so che se io non applico una legge mi mandano a casa. Vorrei capire cosa accade per chi non applica le leggi nei comuni. Comunque si commette un'illegalità. Tu le leggi le puoi impugnare, le puoi discutere, le puoi ovviamente far diventare elemento di contrapposizione nella discussione, ma le devi applicare. La legge è legge, punto e basta. E sul decreto sicurezza qual è la voce dei cittadini? Sentiamolo nel servizio della nostra redazione di Vicenza. Sono sensibili al tema dell'immigrazione i cittadini di Vicenza che chiedono ordine e rispetto delle regole. Sul decreto Salvini, contestato dai sindaci PD, le idee sono univoche. Salvini dice che è giusto ospitare i profughi e sono perfettamente d'accordo. Se noi dobbiamo farci coinvolgere ed essere investiti da una valanga di delinquenti, che stiano pure a casa loro, che facciamo senza. Certo che serve a fare ordine. In che maniera? Ci sono persone più intelligenti del sottoscritto, ma serviva e serve perché la gente in certe situazioni non ne può più. Hanno anche loro diritto, per carità, di vivere, però noi cerchiamo una soluzione che sia equa e idonea per tutti. È fatica a mettere ordine perché non tutti sono d'accordo, c'è sempre chi contesta, quelli che sono in campo, che hanno riempito l'Italia di immigrati vorrebbero ancora contare qualcosa e ora che se ne stiano a casa. Sono d'accordo con quello che ha fatto Salvini perché è un grosso problema. E qualche punzecchiatina arriva anche all'indirizzo dei sindaci che annunciano la disobbedienza civile. Quelli che stanno facendo questa rivolta naturalmente si strumentalizzano la questione. Credo che il voto elettorale passato abbia chiaramente espresso la contrarietà ad aprire a tutti indistintamente le nostre porte. Abbiamo già 800.000 migranti, abbiamo gente che ha speculato in modo abominevole su queste disgrazie, abbiamo preso in casa non certamente della gente che aveva diritto a chiedere l'asilo politico e quindi francamente questa posizione dei sindaci la ritengo vergognosa. Sull'autonomia Di Maio fa dichiarazioni interessanti, ma il suo ministero è tra quelli che devono ancora rispondere alla bozza consegnata all'inizio di ottobre alla ministra Erika Stefani. Il monito ai 5 Stelle arriva dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Le parole, dice, non bastano più.
Interessanti le dichiarazioni di Luigi Di Maio, però adesso bisogna passare dalle parole ai fatti. Vi è una punta di scetticismo nel commento del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti alle rassicurazioni sull'autonomia del vice premier Luigi Di Maio. Il suo ministero, ricorda l'esponente della Lega, è tra quelli che non hanno ancora completato l'iter previsto. La settimana prossima il ministro Erika Stefani incontrerà tutti i ministri che devono ancora rispondere rispetto alle richieste fatte sulla bozza dell'intesa consegnata ancora il 2 di ottobre. Manca anche la parte del ministro Di Maio, Ministero Lavori Pubblici e Welfare, quindi è importante passare dalle parole ai fatti. Oltre che sui tempi, Ciambetti chiede serietà sul merito del provvedimento, perché se avere autonomia ammonisce, insieme alle competenze devono essere trasferite tutte le risorse necessarie per esercitarle al meglio. I veneti stanno aspettando una risposta, i veneti vogliono l'autonomia e mi auguro che arrivi l'autonomia che i veneti si meritano anche, cioè nel senso che bisogna avere qualità e quantità di deleghe con le risorse adeguate per migliorare i servizi nella nostra regione. Con la cronaca ci spostiamo nel Trevigiano, paura ieri sera a Cornuda, dove poco dopo le 19 un commando ha assaltato la Coop fuggendo con un bottino di 10.000 euro e ora è caccia ai banditi. Tanta paura. Tanta paura. Una rapina come non se ne vedevano da tempo e sicuramente messa a segno da professionisti. È accaduto in pochi secondi ieri sera a Cornuda, alla Coop di via Brentella. Erano passate da poco le 19 quando due uomini con il volto mascherato hanno fatto irruzione nel negozio, pistole in pugno, puntando dritti alla cassa. Lì hanno intimato al personale di consegnare il denaro e con circa 1.000 euro in mano si sono diretti nell'ufficio del direttore, che hanno minacciato per costringerlo ad aprire la cassaforte. Raccimolati altri 9.000 euro, i banditi sono fuggiti assieme a uno, forse due complici che li attendevano all'esterno a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore grigio. L'auto, risultata rubata a Montebelluna, è già stata ritrovata. Ho sentito a sgomare ieri sera, che passai, ma perché abito appena là. Ho sentito le macchine che sgomea, ho detto Madonna, ma cosa fai chi dei quinti? Sotto shock personale, clienti del negozio increduli e impauriti per l'episodio dai contorni inquietanti. È una roba che non si può descrivere. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Sì, appunto. Per fortuna, perché sennò se te reagisci un po' non si sa cosa chi fai. Il comando si è poi defilato riuscendo a far perdere le proprie tracce. Dai racconti dei testimoni, due banditi si sono espressi in italiano senza particolari inflessioni, indossavano entrambi i guanti per coprire le mani ed erano vestiti completamente di nero. Impossibile stabilire se le armi impugnate fossero vere o pistole giocattolo. Subito dopo il blitz a Cornuda sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini. La caccia ai banditi è aperta. Inizio anno con furti in casa a Quinto di Treviso, diverse le segnalazioni, tutte per abitazioni a ridosso della Noalese. Abbiamo sentito il sindaco che ha già predisposto un rafforzamento del sistema di sicurezza. Queste sono le ultime immagini pubblicate sui social dell'ennesimo furto in casa a Quinto. Infissi forzati, appartamento sottosopra e alla fine pure l'auto acquistata da meno di un anno sparita dal garage. Il tutto in questa via a ridosso della Noalese, a 2 passi dal municipio del paese. La denuncia, oltre che ai carabinieri, è stata fatta via Facebook nel tentativo di recuperare almeno il veicolo, ma anche per avvertire vicini e compaesani della quantomeno sgradita visita di ieri sera. Subito si sono scatenate le reazioni, ma anche altre segnalazioni di furti. E se queste immagini riguardano un condominio di via Ungaretti, altre indicazioni danno via Matteotti nel mirino dei topi d'appartamento. Una comunità sotto assedio, il tenore dei commenti digitali, alla quale il sindaco non si sente di dar torto. Purtroppo sì, questi brutti eventi si stanno ripetendo e da parte nostra la massima solidarietà alle famiglie colpite, perché immagino che essere turbati nella quiete familiare sia la peggior cosa che possa succedere. Sindaco che sostiene il controllo di vicinato, anche se nel caso di via Ungaretti a quanto pare non ha funzionato. Sicuramente non è che questa sia la medicina a tutto, è un aiuto e quindi l'incentivo è che le persone continuino a segnalare. Dal Comune l'annuncio che il nuovo anno porta diversi interventi per rafforzare la sicurezza in paese. Cosa fa il sindaco di Quinto per la sicurezza dei propri cittadini?
Allora, a brevissimo riusciremo a incrementare il numero dei vigili portando a 4 unità su un territorio di 19 km quadrati e 10.000 abitanti. E un'altra cosa molto importante, riusciremo a mettere delle nuove telecamere per controllare i punti più sensibili. Tragedia sfiorata a Conco nel Vicentino, fanno il pieno all'auto da rally che prende fuoco, in 3 finiscono all'ospedale, 1 è gravissimo. Stavano facendo il pieno di carburante ad un'auto allestita da rally quando un lapillo ha raggiunto la tanica. Un'esplosione e le fiammate che dal veicolo si sono immediatamente propagate al complesso rurale in cui il mezzo era ricoverato. Il bilancio di quanto avvenuto in contrada Xilli a Santa Caterina di Lusiana nell'altopiano è drammatico e parla di 3 feriti. Uno, il più grave, è un 17enne che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Verona. Ha riportato ustioni al volto e al torace. Gli altri 2 che con lui avevano provato a domare le fiamme sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Bassano. Le fiamme sono divampate pochi istanti prima delle 15. All'arrivo dei pompieri dei distaccamenti di Bassano e Asiago la situazione è apparsa gravissima. Un'alta colonna di fumo bianco e le abitazioni attaccate alla porzione incendiata hanno costretto gli operatori a mettere in sicurezza l'area per evitare che l'incendio si propagasse agli altri edifici. Un intero pomeriggio di lavoro non è bastato per tener fronte alla furia delle fiamme che hanno divorato l'intera struttura. E in salvo fortunatamente una famiglia a Maresona di Zoldo Alto. L'incendio ha completamente distrutto la loro casa vacanze. Sono riusciti a mettersi in salvo e dare l'allarme ai vigili del fuoco che purtroppo nulla hanno potuto contro l'avanzare delle fiamme che, alimentate dal forte vento, hanno divorato completamente la loro casa di vacanze e un annesso tabià a Maresona di Zoldo Alto. Tragedia sfiorata ieri sera attorno alle 20 quando l'incendio ha iniziato a svilupparsi per cause che i tecnici dei vigili del fuoco stanno accertando. A dare l'allarme la figlia del noto architetto veneziano Alberto Cecchetto, docente allo IUAV, proprietario dell'immobile di fresca ristrutturazione. I primi ad arrivare a Maresona sono stati i vigili del fuoco volontari di Forno di Zoldo, che sono riusciti ad arginare le fiamme assieme ai rinforzi arrivati dalla sede di Belluno e dai distaccamenti di Selva di Cadore, Valle, Colle Santa Lucia. Complessivamente una quarantina di uomini con 5 autopompe, 4 autobotti autoscale e un carro aria sono riusciti a circoscrivere l'incendio che si è temuto potesse propagarsi all'intero borgo di Maresona. Difficili le operazioni dei vigili del fuoco che in piena emergenza hanno dovuto fare i conti con il forte vento di tramontana e una temperatura che ieri sera è scesa fino a 10 gradi sotto lo zero. In zona, per seguire l'intervento dei vigili del fuoco e dare una mano ai volontari, anche il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, sul posto con i carabinieri della compagnia di Belluno che hanno svolto i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Celebrati questa mattina a Cadoneghe, in provincia di Padova, i funerali di Marian Brattu, seconda vittima dell'incidente sul lavoro alle Acciaierie Venete. Un lungo applauso saluta Marian Brattu, l'operaio rumeno di 44 anni morto nel terribile incidente alle Acciaierie Venete. Fiori e carezza la bara della seconda vittima di quel tragico 13 maggio. Sul sagrato della chiesa di Meianiga è un'intera comunità che si è stretta attorno alla sua famiglia. Uomo devoto alla chiesa, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di incontrarlo. Che Dio lo riposi in pace. Amen. In centinaia presenti alla funzione, celebrati in una chiesa cattolica, ma secondo il rito ortodosso. Tanti i colleghi di Brattu che oggi hanno scioperato per poter salutare l'amico e compagno di lavoro. Dopo 7 mesi di agonia, l'uomo lascia la moglie e 2 bambini, un maschio e una femmina. Tu facevi tutto di gioia, ti facevi bracci e tu mi facevi sentire come se fossi la tua principessa, perché proprio così, mia principessa. Grazie papà per il tuo amore e i tuoi sacrifici, hanno detto dall'altare i 2 figli. Quella domenica ti aspettavamo a casa, invece è arrivata una telefonata che ha cambiato le nostre vite, hanno concluso i piccoli. Ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo, restate con noi.
Rieccoci di nuovo in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Ieri sera a 20:10 l'ex parlamentare Alessandra Moretti aveva raccontato degli ultimi insulti sessisti ad opera per di più da un collega politico. Oggi la svolta con le scuse del consigliere Bassanese. Prendo atto delle scuse del consigliere Stefano Monegatto. Sono contenta che abbia preso coscienza e consapevolezza del fatto che non ci si può mai rivolgere con linguaggio offensivo e volgare nei confronti di nessuna persona. Penso poi che questo non possa essere tollerato quando una figura è anche una figura istituzionale e rappresentante delle istituzioni. Spero che questa vicenda possa servire a dimostrare che la bella politica è quella che si misura e si confronta democraticamente, sempre rispettando anche l'avversario politico, perché è questo il messaggio che siamo tenuti a dare alle ragazze e ai ragazzi. Numeri da record nel 2018 per le alte maree a Venezia, in primis quella storica di fine ottobre, ma non solo, tutti i numeri diffusi dal Centro Maree di Venezia. Il 2018 è stato un anno impegnativo per le maree e non solo per il numero di eventi registrato. Primo fra tutti il picco da record del 29 ottobre, quando il maltempo ha pesantemente colpito la nostra regione. Dal 66 che non si tocca il 1,60 m. Difficile dimenticare quel giorno, soprattutto per i veneziani, con un'alta marea eccezionale che non si verificava da tempo. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sembra un clima da fine del mondo, ha detto qualcuno. La raffica di vento più intensa del 2018 infatti è stata registrata proprio il 29 ottobre con quasi 116 km/h a direzione da Scirocco, uno tra i valori più alti della storia per venti da sud-est. Sospesi tutti gli approdi, come si legge dalle insegne luminose, perché l'alta marea in questo momento è troppo sostenuta. In generale i livelli di marea del 2018 sono stati però elevati. I 121 picchi tra gli 80 e i 110 cm sono stati quasi il doppio rispetto al 2017. Livelli di marea sopra i 120 cm, ma sotto i 140 si sono verificati ben 9 volte. Numerosi i record registrati, riferisce il Centro Maree. È la prima volta nella storia dal 1872 che si sono verificate nella stessa giornata due maree eccezionali, il 29 ottobre, con 156 cm alle 14:40 e 148 alle 20:25. Sempre il 29 ottobre è stato registrato il valore della marea minima più alto della storia, con 119 cm alle 17:35. Gli eventi precedenti sono del 2012 con 117 e del 1966 con 116. Il massimo del 29 ottobre, 156 cm, è il quarto valore di sempre, uguagliando il livello registrato il 1 dicembre 2008. Ancora, record di permanenza consecutiva del livello della marea sopra i 120, ma anche la permanenza sopra i 110 e i 130 è stata da record, segnando i secondi valori della storia rispettivamente con 15 ore e 50 minuti consecutive e 10 ore. Anche le basse maree però si sono presentate con valori più intensi degli anni passati. A gennaio ben 3 inferiori a meno 50, di cui 2 con valori inferiori a meno 60 cm. Il mese più piovoso dell'anno è stato marzo, il secondo negli ultimi 20 anni. Sarà l'ex vice ministro all'economia Enrico Zanetti l'ospite di questa sera di 20:10. Si parlerà evidentemente di temi di attualità, dalla legge di bilancio all'autonomia, dal decreto sicurezza al reddito di cittadinanza. E ora ci sono le previsioni del meteo, con queste vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. A tra poco con l'edizione di Venezia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni nella giornata del 5 gennaio. Sul Veneto, la costanza e presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile. Tuttavia, al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra i meno 4 e meno 1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi.
Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà il sole a prevalere con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addessamenti sulle coste. Temperature minime tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e i 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -3 e -1 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.